Allora, buonasera, grazie per essere venuti qui a questa inaugurazione di un nuovo ciclo di musica e filosofia, un ciclo che ha un taglio filosofico ma anche sociologico e politico. Il nostro obiettivo con Camilla Grandi, che è qui al mio fianco, Melassia Cassiana e Sara Cianciullo, siamo le 4 curatrici di questa rassegna, è quello di capire se la filosofia antica può ancora suggerirci qualcosa per reinventare le nostre città. La filosofia antica che poneva la polis al centro del proprio pensiero ha sicuramente ancora degli spunti da suggerirci. Inauguriamo oggi con il professor Vero Tarca, che è stato nostro professore a Ca' Foscari, una luminare, e gli siamo molto grati per essere qui con noi questa sera. Interverrà poi Camilla Grandi, che è una delle studentesse predilette del professor Tarca, per avviare un dialogo proprio nello spirito del filosofico greco con il professore, e avremo degli intermezzi musicali con 2 giovani ma valentissime musiciste, Elena Bernaus al flauto e Doriana Calcagno alla viola. Dopo questa brevissima introduzione chiamo subito Elena Bernaus, che con il suo flauto ci farà ascoltare non solo le opere di Bach che vedete nel programma di sala, ma anche un brano di Honegger e un brano di Debussy. Grazie.
Eccoci, mi sentite? No. Benvenuti e ringrazio moltissimo le musiciste perché, come dire, già la musica ci ha portato in un'atmosfera diversa, no? Dal solito, dal mondo in cui veniamo, da cui veniamo, in cui siamo immersi tutti i giorni. Ora io vi ruberò solo pochissimi minuti per spiegarvi un attimo qual era l'idea di partenza di questo ciclo di incontri. Ve l'ha già accennato un po' Letizia. Da che cosa è partita l'esigenza, ecco, di essere qui oggi e di essere qui per i prossimi appuntamenti a cui speriamo di rivedervi. Il nostro interrogativo principale da studiosi e amanti della filosofia è stato, in particolare della filosofia antica, è stato questo, cioè ciò che noi studiamo ogni giorno, ciò a cui abbiamo dedicato le nostre forze ed energie intellettuali, non solo. Ci chiediamo se sia una cosa che ha senso solo come uno studio storico oppure se ha davvero qualcosa da dire a noi oggi, se ha delle possibilità da fornirci per interpretare il nostro presente. Ce lo siamo chieste in un momento particolarmente difficile per tutti. Abbiamo cominciato a lavorare su questa cosa in piena pandemia mondiale, proprio perché ritenevamo che se un momento c'era in cui era importante ritornare alle origini in qualche modo e cercare di dare una nuova spinta al nostro pensiero, in particolare sulla città, sul mondo in cui viviamo, la città intesa come luogo in cui gli esseri umani stanno insieme, in quel periodo soprattutto in cui ognuno di noi era relativamente solo, chi più chi meno, e in cui soffrivamo moltissimo, no, della difficoltà di riunirci e di vivere insieme come sarebbe insito nella nostra natura. La nostra scommessa è che sì, che gli antichi abbiano qualcosa da dirci a questo riguardo, non forzandoli per forza, non cercando di trattare il loro pensiero come una cosa da attualizzare per forza, ma trattati con rispetto. Crediamo che le categorie del pensiero antico abbiano una forza, una capacità generativa di pensiero che può aiutarci anche nel nostro presente, nonostante la lontananza e forse proprio a causa di questa lontananza. Come dire che la loro forza dirompente deriva proprio dal fatto di essere qualcosa che è generativo, che è originario e diciamo di essere quel seme da cui il resto poi ha preso il via, è scaturito. Non rubo altro tempo, presento volentieri il professor Tarca, che appunto è professore onorario all'Università di Ca' Foscari, dove ha insegnato filosofia teoretica e non solo. Filosofia teoretica alla cattedra che fu di Emanuele Severino, che ha iniziato la tradizione della scuola di Venezia, e abbiamo voluto il professore con noi perché è una persona che questo tipo di lavoro lo fa, come dire, lo fa naturalmente, cioè diciamo che sa utilizzare il pensiero dei filosofi per parlare alle nostre vite, ecco. E questo lo dico io come... Non si offenda. E voglio presentarvi anche brevemente Alessandro Esposito, che sarà il lettore che porterà in scena il testo che andremo a leggere oggi. E l'intervento di oggi è basato su La Repubblica di Platone, un testo che direi
quasi più di ogni altro è fondativo della tradizione filosofica occidentale, e fondativo anche nel senso che tratta proprio della fondazione di una città, di un sistema politico che viene pensato, come dire, da zero e creato per cercare di fondare la città perfetta, cioè la città buona, la forma di governo migliore per la vita in comune degli esseri umani. E vedremo che ancora oggi il progetto platonico ha modo di parlarci e di essere fortemente attuale. Non vi rubo il tuo tempo, lascio parlare il professor Tarca. Grazie, mi sentite? Benissimo. Vi ringrazio per questo invito, ringrazio Camilla per questa presentazione e ringrazio Letizia e tutti voi dell'organizzazione per questa iniziativa. Allora, la filosofia ha il titolo un po' scherzoso, ma insomma non troppo. Platone nella Repubblica, tra parentesi poi digitale, cioè che cosa ha da dirci la Repubblica di Platone nell'epoca attuale. Intendo la filosofia come una grande tradizione sapienziale e quindi nei momenti difficili bisogna ritornare, come dire, ai testi fondamentali. Un cristiano ritorna al Vangelo in certi momenti. Ecco, un filosofo deve in qualche misura ritornare a Platone. Avrei potuto scegliere molti altri passi diversi, ne ho scelti 3 che adesso farò leggere con una breve introduzione, che poi commenterò uno per volta. Il primo passo riguarda esattamente che cos'è la giustizia. Noi pensiamo ai problemi di oggi, la polis, la città, la politica, la giustizia. Che cos'è la società giusta e quindi che cos'è la giustizia per Platone? Nella Repubblica, libro primo. Quindi leggiamo, passiamo alla lettura di questo primo passo. Questo è il mio parere, che la giustizia consista nel giovare agli amici e nel nuocere ai nemici. Vuoi che facciamo un'aggiunta a quanto prima dicevamo sul giusto, che cioè è giusto far del bene all'amico e male al nemico, dicendo ora inoltre che lo è far del bene all'amico che è buono e nuocere al nemico che è cattivo? Senz'altro, disse, a me pare che così sia ben detto. È dunque proprio dell'uomo giusto, dissi io, nuocere a un altro, chiunque egli sia? Senz'altro, disse, perché si deve nuocere tanto ai cattivi quanto ai nemici. I cavalli cui si è nuociuto diventano migliori o peggiori? Peggiori. In rapporto alla qualità dei cani o a quella dei cavalli? A quella dei cavalli. E degli uomini cui si è nuociuto, compagno mio, diremo che peggiorano rispetto alla loro qualità umana? Certo. Ma la giustizia non è una qualità umana? Anche questo è necessario. E allora agli uomini cui si è nuociuto, amico, è necessario che diventino più ingiusti? Sembra. Dunque, con la musica i musicisti possono rendere ignoranti di musica? Impossibile. E con l'ippica i cavalieri possono rendere incapaci di cavalcare? Non esiste. Ma con la giustizia i giusti rendono ingiusti? O in generale con la virtù i buoni rendono cattivi? Ma è impossibile. Non è infatti funzione del calore raffreddare, credo, ma il contrario. Sì. Né della secchezza umidificare, ma il contrario. Certo. Né del buono nuocere, ma il contrario, a quanto pare. E il giusto è buono? Certo. Dunque non è funzione del giusto quella di nuocere, Polemarco, né a un amico né a chiunque altro, ma del suo contrario, l'ingiusto.
Mi sembra che tu dica assolutamente la verità, Socrate, disse. Se qualcuno sostiene che è giusto rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto, ma pensa con ciò che da parte dell'uomo giusto si tratti di render danno ai nemici e benefici agli amici, non sarebbe sapiente chi dice queste cose, perché non direbbe il vero. Ci apparve infatti che in nessun caso è giusto nuocere a nessuno. Socrate ci insegna, Platone ci rappresenta Socrate che ci insegna che danneggiare gli ingiusti significa essere ingiusti, ovvero, secondo una formula che ho adottato in altre occasioni, essere ingiusti con gli ingiusti significa essere ingiusti. Socrate e Platone su questo sono tassativi. Danneggiare chiunque, sia egli un ingiusto, un nemico o chiunque altro, è un atto di ingiustizia. Questo è il principio, come dire, luminoso della giustizia in Platone. Notate la stretta vicinanza che c'è con uno dei altri passi canonici della nostra tradizione filosofica, quello cattolico, Matteo, cristiano in generale, Matteo 5:38. Avete udito per occhio e dentro per dente. Eppure io vi dico, non resistete al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgigli anche la. E se non vuoi, e se vuol trarti in giudizio e prenderti la tunica, tu lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringe a fare un miglio con lui, tu fanne 2 con lui. Avete udito che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. E formalmente i discorsi sono perfettamente accostabili. Di fronte a un'ingiustizia, di fronte a un'inimicizia, di fronte a un male, rispondere male con male, cioè danneggiare colui che pure è colpevole e responsabile del danno che sta facendo, rispondere danneggiandolo vuol dire intensificare l'ingiustizia, vuol dire compiere un atto di ingiustizia, lungi dal sanarlo. Allora farò alcune considerazioni filosofiche. Chiedo, il tempo è poco, chiedo quindi un vostro ascolto benevolo, un principio di interpretazione caritativa allargato, perché voi sapete che qualsiasi proposizione, la più intelligente, la più buona, può essere interpretata in maniera da renderla una stupidaggine. Per esempio, quella che ho appena letto. Se uno ti schiaffeggia su una guancia, tu porgigli anche l'altra. Uno dice, ma chi è quel cretino che ti dice queste cose? Allora, questa qui, giustamente, se uno ti sta prendendo a calci, tu magari non dici, ma dai ancora, dammene ancora. No. Allora, questo può essere presa come una perfetta idiozia, una stupidaggine solenne, o come un culmine della sapienza mondiale. Per cui anche le proposizioni che cercherò di proporvi, cercate di assumerle secondo, come dire, il senso più positivo, che magari è anche più intelligente di quello che posso conferirgli io, perché altrimenti, come dire, qualsiasi, non esiste proposizione né in cielo né in terra che non possa essere ridotta a un'idiozia, compresa quella che vi sto dicendo in questo momento. Allora io compendierei nella mia riflessione filosofica questa profonda sapienza in questa formula. Il positivo è diverso dalla negazione del negativo. Il positivo è diverso dal non negativo. Che vuol dire il bene è altro dalla negazione del male. Il giusto è altro dalla lotta contro gli ingiusti. Ok. Questo vuol dire che in qualche modo ogni atto di danneggiamento è ingiusto. Ma allora come la mettiamo con la punizione se uno fa del male? Nel Gorgia, per esempio, Platone ci dà un'altra indicazione. Anche qui la sintetizzo al massimo e la riduco in maniera semplificata, ripeto.
potrebbe dire la punizione giusta quando è lo stesso ingiusto che la invoca su di sé. È lui stesso che la richiede, come un malato richiede una medicina che lo guarisca. L'ingiustizia va allora vista come una malattia della quale la prima vittima è colui che la compie. E allora è lui stesso quello che invoca la punizione, tra virgolette, come la medicina che lo guarisce. Ecco, vedete, io credo che già questo ci aiuti un pochino a spostare lo sguardo rispetto al nostro modo normale di percepire. Voglio dire, molto sinteticamente, il problema, capite, sarebbe enorme anche esegeticamente, filologicamente, storicamente, potremmo stare qui mesi, fare dei corsi per anni, ma volendo ridurre appunto in una battuta potrei dire Platone ci dice che la società giusta, buona, felice, per quanto felice può essere una società umana, è quella che si basa su questo principio, sul principio che io chiamo puramente positivo. C'è quella battuta di Gesù che viene tradotto anche nella traduzione che vi ho letto: non resistete al malvagio, me antistenai toponero. E io tradurrei piuttosto: non contrapponetevi al malvagio. Contrapporsi al male, contrapporsi, porsi contro qualcuno che fa il male, vuol dire raddoppiare il male. Ok, sono parole profonde e delicate. Che cosa ha da dirci questa impostazione, diciamo così, platonica, di una civiltà, di una polis, quindi di una politica basata sull'idea del bene? Poi lo vedremo un po' più avanti. Ecco, che cosa ha da dirci ancora oggi, nell'epoca democratica? Allora una prima considerazione attuale è questo: prendiamo atto con la massima tranquillità che la civiltà attuale, soprattutto direi quella occidentale, basata sul principio della democrazia, è lontanissima da questo, per certi versi è agli antipodi di questo. Pensiamo per esempio perché lungi dall'essere basata sul principio del bene, del giusto, del bello, è basata sul principio del male minore. Pensiamo alla famosa battuta di Churchill: la democrazia è la peggior forma di governo a eccezione di tutte le altre. Allora, la democrazia, che è per noi l'orizzonte della nostra vita civile, sociale e politica, è la peggior forma di governo. Però, siccome è meno peggio di tutte le altre, dobbiamo assumerla. Qui mi viene in mente quella battuta di Simone Weil che dice: chi sceglie il male minore dimentica spesso che sta sempre scegliendo il male. E io anni fa ho dato questa formulazione del problema del male minore: la logica del male minore è la logica dell'orrore, perché qualsiasi dato un qualsiasi male, un male orribile a piacere, è sempre possibile trovare un male peggiore, tale che il primo male sia considerato come un bene perché evita l'altro male. Ripensando anche qui al Zibaldone di Leopardi, poiché non c'è un limite al male, io ho proposto questa formula sulla quale riflettere: se un singolo qualsiasi male, se un qualsiasi male è legittimabile, è giustificabile, allora qualsiasi male è giustificabile. Un'altra battuta: la democrazia è basata sul principio machiavellico del fine buono che giustifica il mezzo cattivo. Ecco, questo è anche qui si può proporre dal punto di vista della giustizia, diciamo così, platonica, questa riflessione. Il mezzo cattivo squalifica il fine buono, trasformandolo in un male. Ho enfatizzato questa divaricazione tra il mondo platonico, chiamiamo così, ho esagerato in un certo senso a presentare una divaricazione, però per far vedere il problema di fronte al quale ci troviamo.
Perché da un lato, questo mostra da un lato la grande debolezza della nostra impostazione. Debolezza è essere basati su un principio, come dire, negativo, in quanto non negativo, dove il bene è solo quello che è tale perché c'è un male, perché potrei fare di peggio. È bene tagliarti un braccio perché se no te ne potrei tagliare due. Ecco, se il principio della costruzione della società è questo, è molto difficile pensare di arrivare a una solo buona società, e questa società diventa debole da un punto di vista platonico. Piccola battuta attuale, anche qui prendetela con buon senso, e forse non è un caso che civiltà basate su altri principi, per esempio penso a quella cinese, su quello dell'accordo, dell'armonia, principi positivi, dell'accordo dell'armonia, yin e yang, eccetera, oggi sta, come dire, prendendo il governo del mondo. Dico, sono problemi enormi, poi vedremo meglio, ma certo noi trattiamo come primitive, selvagge, dittatoriali queste culture, appunto perché sono basate su principi positivi. Il che è un enorme problema, perché a chi poi enuncia il principio positivo bisogna chiedere esattamente in che cosa consiste questo principio. Però vediamo che da questo punto di vista la nostra civiltà, la civiltà occidentale rischia di essere, la nostra polis rischia di essere fortemente debole. D'altro canto, attenzione, la nostra polis si mostra anche come invincibile, estremamente debole eticamente, ma invincibile. Gandhi una volta ebbe a dire: la civiltà occidentale è satanica. Satanica perché separa l'economia dall'etica. Per carità è una battuta, tutto va visto in un contesto, eccetera, però è un problema reale. Ma si può ribattere, ma la civiltà occidentale è invincibile. Non solo perché in tal modo costruisce strumenti tecnici, militari, eccetera, economici, che la rendono invincibile, ma è invincibile in qualche modo proprio anche dal punto di vista etico. Perché se qualcuno si contrappone alla civiltà occidentale dicendo essa è sbagliata, essa è satanica, per esempio, costui agisce negativamente nei confronti di questa società e così facendo cade nello stesso gioco e perde ogni diritto, come dire, di porsi da un altro punto di vista. L'unica alternativa sensata di una politica giusta è quella che abbiamo visto. Me antistenai toponerò. C'è quel me che è una negazione, dobbiamo comunque accedere a una visione per la quale c'è un modo di rapportarsi al male che è diverso da quello della condanna e della punizione di chi fa il male. Del resto, appunto, ancora per restare su queste citazioni così, alla fine del Padre Nostro si legge Rusei e Massa apotu pomeru. Allora ci viene detto da un lato non contrastare il malvagio, il maligno, ma liberaci dal maligno. Il problema della politica giusta, posta da Platone, è quello di come liberarsi dal male in una maniera diversa da quella che consiste nel fare del male a chi fa del male, cioè in una maniera ispirata ai principi del bene, del bello, della giustizia. Va bene, io a questo punto passerei alla seconda lettura. Ho detto brevemente, in estrema sintesi, ho mostrato il problema di fronte al quale ci troviamo, queste grandi, in particolare Platone, questa grande voce sapienziale che ci invita a costruire una polis basata sul principio del giusto, cioè del bello, del buono, e il problema della nostra società che in qualche modo tratta questa esigenza come essa stessa il male. Vediamo dunque come nasce una città. Nasce dunque la città, dissi. Io ritengo, perché di fatto ciascuno di noi non è autosufficiente, ma è carente di molte cose. Non accade dunque che un uomo se ne associ un altro in ordine a un bisogno, e un altro ancora per un altro bisogno, e che avendone molti,
Molti si raccolgano in un solo insediamento, formando una comunità di reciproco aiuto, e a questo insediamento comunitario abbiamo dato il nome di città. Non è così? Certo. Ciascuno di noi, per la sua primaria dotazione naturale, non è affatto uguale agli altri, anzi ne differisce, essendo ognuno naturalmente adatto all'esecuzione di una funzione diversa. O non ti sembra? È necessario. Da questo risulta che si fa più, meglio e più facilmente allorché un solo uomo faccia una cosa sola, secondo la propria natura e nel momento opportuno, non dovendosi occupare di nient'altro. È assolutamente così. Tuttavia, dissi, sarebbe praticamente impossibile fondare questa città in un luogo tale da non richiedere importazioni. Occorreranno perciò anche altri cittadini che le portino ciò di cui ha bisogno da qualche altra città. Perciò avremo bisogno anche di mercanti. È chiaro, disse lui, che si scambierebbero i beni vendendoli e comprandoli. Da questo nasceranno un mercato e una moneta come simbolo in funzione dello scambio. E Glaucone intervenne dicendo: senza companatico, a quanto pare, fai mangiare questi uomini. Sia, dissi, ho capito. Non cerchiamo, a quanto pare, soltanto come nasce una città, bensì una città che vive nel lusso. E forse non è neanche male, perché osservando anche questa, magari scorgeremo come e quando la giustizia e l'ingiustizia si radicano nella città. Ora, la povera città a me pare essere quella che abbiamo descritta, per così dire una città sana. Se poi volete, osserveremo anche la città infiammata, nulla ce lo impedisce. Non sarà dunque necessario annettersi una parte del territorio dei vicini, se vorremmo avere abbastanza pascolo e arativo, e lo stesso faranno quelli con il nostro, se anche loro si getteranno verso un'illimitata conquista di ricchezze, superando il limite dei bisogni indispensabili? È del tutto necessario, Socrate, disse. Faremo di conseguenza la guerra, Glaucone? Come altro potrà andare? Così, disse. Limitiamoci dunque solo a questo. Abbiamo scoperto anche la genesi della guerra. Bene, grazie anche per questa lettura. Vedo che il tempo scorre e devo ridurre al massimo il commento, sempre invocando la vostra comprensione. Molto brevemente, Platone qui ci parla della società sana, che è una società piccola in cui gli uomini si raccolgono per i loro bisogni. Qui mi viene fatto da pensare ai numeri di Dunbar, ma non apriamo questo problema. E abbiamo a che fare, quindi sorge una società sana, dove gli uomini soddisfano gli altri, non in questi piccoli gruppi. Però che cosa fa trapassare la società sana in quella che possiamo chiamare la società malata? Platone parla di società infiammata, appunto il malato. Il fatto che si ingrandisce, diventa più grande di quel piccolo gruppo di persone, come dire, che si scambiano i piaceri, i favori, eccetera, che soddisfano i bisogni reciproci, quando pensa al lusso e al superfluo invece che a ciò che è strettamente, diciamo, necessario per la vita umana. E poi lì c'è una battuta che adesso non leggo, quando interviene la tecnica. Allora quello che deve costruire gli strumenti, quell'altro che deve costruire un'altra cosa, eccetera. Ovviamente Platone non poteva avere idea di cosa sarebbe diventata la tecnica per noi, però questi tre punti sono fondamentali. Allora la considerazione attuale, anche qui la metto nella maniera più semplice. Se questo è vero, tutto da discutere, che il principio della società sana è un principio di una comunità piccola, controllabile, qualitativamente, non dico quantitativamente, ma controllabile anche qualitativamente dalla comunità, deve essere piccola e deve badare all'essenziale, per cui ogni novità in qualche modo, ogni cambiamento è un problema piuttosto che una soluzione. E quindi deve controllare al massimo lo sviluppo tecnico che è basato sull'innovazione. Ecco, la nostra società è esattamente il contrario di questo.
cioè è la globalizzazione dove la dismisura e l'estensione massima, è la società del lusso e del superfluo dove è assolutamente essenziale avere sempre qualcosa di più, ed è una società basata totalmente sulla tecnica, cioè dove l'intero potere viene attuato dalla tecnica. Qui dovrei spendere delle parole per dire che cos'è la tecnica dal punto di vista filosofico, Heidegger, Severino e quant'altro. Mi limiterò anche qui a una battuta. La scienza episteme è il rapporto con la natura nella quale l'uomo si accorda con la natura e con gli altri uomini, essendo disposto a modificare il proprio punto di vista, ovvero se vi è disaccordo tra il soggetto umano e il resto della natura, compresi gli altri uomini, l'uomo cosa fa? Modifica le proprie teorie, le proprie ipotesi e le sostituisce con teorie adeguate alla natura. La tecnica proviene da questa dinastia, ma in un certo senso fa il contrario. Quando vi è disaccordo tra il soggetto umano e la natura, cosa fa il soggetto? Sostituisce la natura con una realtà che corrisponde ai suoi modelli. Capite che è esattamente l'opposto. Il problema diventa drammatico, e nella nostra epoca ormai è evidente, quando la natura che viene sostituita è la stessa natura umana. Poiché l'umano non corrisponde ai modelli del soggetto, chi è questo soggetto che progetta la vita sulla Terra, ebbene, se l'umano non corrisponde a questo, sostituiremo l'umano. Per dire anche qui con una battuta tranchante, se l'umano soffre le malattie e patisce la morte, sostituiremo l'umano con un essere che sia libero dalla malattia e dalla morte. Questa logica, se questo è vero, quello che ho detto, cioè, ho cercato di far vedere l'estrema distanza tra quella parola che ci dice attenzione, le comunità devono essere piccole e devono crescere solo sull'essenziale e non sul lusso, sul superfluo, eccetera. E quello che è la nostra civiltà, diciamo, siamo gli antipodi. Non sto dicendo che l'uno è giusto e l'uno è sbagliato, dire cos'è giusto e cos'è lo sbagliato richiederebbe un po' di tempo, ma sto mostrando questa antitesi formale. È chiaro che se noi prendiamo per bene assoluto questo che Platone ci indica come il grande problema, è verosimile che andiamo incontro alla catastrofe. Allora, in relazione anche alla questione che ho appena posto, e cioè che cosa vuol dire, cioè che ho parlato della sostituzione dell'umano con un ente adeguato ai progetti del Signore della vita sulla terra, chiedo che immagine possiamo farci di questo? E con questo passo alla terza e ultima lettura, il brano famosissimo della caverna, del mito della caverna nel libro settimo della Repubblica, sempre di Platone. Grazie. Immagina dunque degli uomini in una dimora sotterranea a forma di caverna, con un'entrata spalancata alla luce e larga quanto l'intera caverna. Qui stanno fin da bambini, con le gambe e il collo incatenati, così da dover restare fermi e da poter guardare solo in avanti, giacché la catena impedisce loro di girare la testa. Fa loro luce un fuoco acceso alle loro spalle, in alto e lontano. Tra il fuoco e i prigionieri passa in alto una strada, e immagina che lungo di essa sia stato costruito un muretto, simile ai parapetti che i burattinai pongono davanti agli uomini che manovrano le marionette mostrandole sopra di essi al pubblico. Vedi allora che dietro questo muretto degli uomini portano, facendoli sporgere dal muro stesso, oggetti d'ogni genere e statuette di uomini e di altri animali di pietra, di legno, foggiate nei modi più vari. Com'è naturale, alcuni dei portatori parlano, altri tacciono. Strana immagine descrivi, disse, e strani prigionieri. Simili a noi, dissi io. Pensi innanzitutto che essi abbiano visto, di se stessi e dei loro compagni, qualcos'altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte? E come potrebbero, disse, se sono costretti per tutta la vita a tenere la testa immobile? E lo stesso non accadrà per gli oggetti che vengono fatti sfilare? Sì. Se dunque fossero in grado di discutere fra loro,
non pensi che essi chiamerebbero oggetti reali le ombre che vedono? Necessariamente. E se la prigione avesse un eco dalla parete verso cui sono rivolti, ogni volta che uno dei portatori parlasse, credi penserebbero che a parlare sia qualcos'altro, se non l'ombra che passa? Per Zeus, io no di certo. Insomma, questi prigionieri, dissi io, considererebbero la verità come nient'altro che le ombre degli oggetti artificiali. È del tutto necessario, disse. Osserva ora, io dissi, che cosa rappresenterebbero per costoro lo scioglimento dei loro legami e la guarigione dalla loro follia, se per natura accadesse loro qualcosa del genere. Quando uno fosse sciolto e improvvisamente costretto ad alzarsi, a girare il collo, a camminare, ad alzare lo sguardo verso la luce, tutto questo facendo soffrirebbe e a causa del riverbero non potrebbe fissare gli occhi sugli oggetti di cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe se qualcuno gli dicesse che prima vedeva semplici illusioni e che ora, più vicino all'essere e rivolto verso oggetti dotati di maggiore esistenza, vede in modo più corretto? E se inoltre, mostrandogli ognuno degli oggetti che sfilano, gli chiedesse che cos'è e lo costringesse a rispondere, non credi che sarebbe in difficoltà e riterrebbe che ciò che vedeva prima era più vero di quel che adesso gli si mostra? Ma poi, una volta che si fosse abituato alla luce e vedesse gli oggetti reali, ricordando la sua precedente dimora e il sapere di laggiù e i suoi compagni di prigionia, non credi che sarebbe felice del proprio mutamento di condizione e compiangerebbe gli altri? Certo. Pensi che egli sarebbe ancora desideroso di ottenerli e invidioso di quelli che ricevono onori e potere fra i prigionieri? O piuttosto preferirebbe di molto sopportare qualsiasi prova pur di non opinare quelle cose e vivere quella vita? Se costui, ridisceso, si sedesse di nuovo al suo posto, non avrebbe forse gli occhi colmi di oscurità, venendo di colpo dal sole? Non si renderebbe forse ridicolo? Non si direbbe di lui che, salito quassù, ne è tornato con gli occhi rovinati e dunque non val la pena neppure di tentare l'ascesa? E chi provasse a scioglierli e a guidarli verso l'alto, appena potessero afferrarlo e ucciderlo, non lo ucciderebbero? Sicuramente, disse. Quest'immagine, pertanto, caro Glaucone, io dissi, va applicata tutta intera a quel che dicevamo prima. Questo è comunque quel che a me appare. All'estremo confine del conoscibile v'è l'idea del buono e la si vede a stento, ma una volta vistala, occorre concludere che essa è davvero sempre la causa di tutto ciò che vi è di retto e di bello, avendo generato nel luogo del visibile la luce e il suo Signore. In quello del noetico, essendo essa stessa signora e dispensatrice di verità e di pensiero, e che deve averla vista chi intenda agire saggiamente sia nella vita privata, sia in quella pubblica. Grazie, anche qui. Il tempo è pochissimo, potremmo chiudere qui appunto lasciando l'ultima parola a Platone, però qualche commentino lo facciamo. Innanzitutto un commento un po' filosofico, vi chiedo scusa se interrompo. L'idea del bene è per Platone l'idea fondamentale. È possibile mostrare che questo è dimostrabile in maniera, come dire, potentemente filosofica e rigorosa. Adesso ve lo dirò nella maniera più semplice. La verità, considerate questa formula, è solo una proposta di lettura, non vi dico che questa è la verità. Verità assoluta, e quindi innegabile, è che la verità si determina in relazione al negativo, si determina come positivo che si relaziona al negativo. Perché persino chi negasse questo lo confermerebbe. In altri termini, verità innegabile è che la verità si determina mediante la negazione, perché persino chi negasse questo e pretendesse di parlare con una qualche verità confermerebbe quello che sta negando. Prendetelo come uno spunto di riflessione per dire che quest'idea platonica
che il bene è il principio di ogni forma di conoscenza, non è un fatto di buonismo, come dire, di mielosità, eccetera, no, è un fatto filosofico fondamentale. Qui naturalmente non c'è tempo per soffermarci. Passo invece a un paio di considerazioni più di attualità. Mi ha impressionato quell'immagine di questi prigionieri legati anche con la testa a guardare queste immagini proiettate dal fuoco. In Inghilterra in questo periodo, ma nel mondo in generale, si sta ponendo il problema terribile dei nostri giovani con la mente ormai disturbata dal fatto che hanno la testa legata tutti i giorni, certo non legata fisicamente ma di fatto, ai cellulari, ai computer, agli smartphone. Sta diventando un grandissimo problema. Allora anche qui, invocando sempre la vostra intelligenza interpretativa, il problema è questo. Platone vorrei fare anche vedere le differenze tra l'epoca di allora e adesso. Platone ci fa vedere una situazione in cui gli umani sono legati, inchiodati e possono vedere solo ombre proiettate, non la realtà. Però in teoria è ancora pensabile che un uomo si sleghi, vada, veda gli oggetti reali, veda poi la luce del sole e torni indietro. Tornando indietro lo uccidono, ma questo è un altro problema. Però ancora può accedere alla, come dire, alla verità. Ecco, facciamo questo paragone, paragoniamo le ombre proiettate a ciò che produce il nostro linguaggio. Allora, se possiamo dire che ciò che definisce l'umano, ciò che lo ha fatto essere, in base a quello che ci dicono anche degli scienziati, eccetera, l'ha fatto emergere dal mondo animale delle scimmie, è stato proprio il linguaggio. No. Ebbene, oggi, quindi se l'essenza in qualche misura dell'umano è il linguaggio, oggi la tecnica è in grado di costruire totalmente il linguaggio e quindi di costruire totalmente l'essenza stessa dell'umano. Non c'è neanche più bisogno di legare gli umani, come dire, legargli la testa, le braccia, le gambe, perché basta legare la loro mente alle immagini proiettate, che è appunto al linguaggio che è costruito. E questa è forse una differenza essenziale che possiamo vedere anche rispetto alla filosofia, ripeto, sto solo alla filosofia dei tempi. Ed è un problema enorme, sto solo ponendo delle questioni, non sto dando delle soluzioni, perché avevo segnato anche alcune battute in questa direzione, ma veramente vedo che non c'è tempo purtroppo. Allora il problema potrebbe essere questo. La filosofia nasce con Socrate, nasce come dialogo, perché Socrate in qualche modo nasce, ne abbiamo parlato l'altro ieri all'Università di Venezia, dall'aporia, dall'aporein, dalla difficoltà. Noi siamo nel linguaggio, ragioniamo e poi improvvisamente ci troviamo di fronte a un paradosso, a una contraddizione. Pensiamo ai paradossi di Zenone, tanto per intenderci. Cosa c'è di drammatico in questo? È che il linguaggio, l'orizzonte stesso della convivenza e della condivisione tra gli umani, pensiamo addirittura al linguaggio matematico, per esempio, ecco, questo stesso linguaggio che è, come dire, la terra sicura alla quale ci affidiamo, a un certo momento subisce un terremoto. Si mostra una zona infida che ti fa cadere in una contraddizione. La filosofia è proprio il tentativo di rispondere a questo problema. L'umano si affida al linguaggio, certo le parole buone, giuste, eccetera. L'umano si affida al linguaggio e a un certo momento si accorge che il linguaggio stesso lo porta in contraddizione, in una aporia, in una contraddizione, nel paradosso dal quale egli non è in grado di uscire. La funzione della filosofia, Socrate eminentemente, il dialogo socratico, è precisamente questo. 2500 anni dopo Wittgenstein dice aiutarti a sbrogliare la matassa. Quando i pensieri si sono ingarbugliati, il filosofo dovrebbe essere quello che ti aiuta a sbrogliare la matassa del linguaggio. È cambiato molto da 2500 anni fa a questa parte.
Perché, anche qui ripeto, è una battuta, nel parlarne con calma. Socrate si trovava di fronte a un linguaggio in qualche modo naturale, mettete sempre tra virgolette tutte queste parole, un linguaggio che è emerso naturalmente dalla vita umana. 2500 anni dopo il linguaggio è totalmente costruito artificialmente, totalmente costruito in maniera da arrivare a ciò a cui chi costruisce il linguaggio vuole condurre la vita umana. Allora, se tu contrasti il linguaggio con il linguaggio, se tu fai l'operazione anche lentica, confutativa, tipica di Socrate, eccetera, sei sempre all'interno della trappola del linguaggio. Il vero problema oggi, e Wittgenstein appunto ci diceva, noi siamo in guerra con il linguaggio, il vero problema è riuscire a vedere la totalità del linguaggio dal di fuori. Allora, tornando con una battuta, e qui chiudo purtroppo, scusate la brevità con cui tratto temi così enormi, se il linguaggio è il fondamento, il logos è il fondamento dell'umano stesso e della convivenza umana e quindi della polis, ma il linguaggio stesso è originariamente il luogo della finzione, della menzione e quindi della menzogna e dell'inganno, il vero gesto filosofico consiste in una forma di dialogo che è capace di mettere in questione la totalità stessa del linguaggio anche nel momento in cui parla. La parola del filosofo oggi, nella polis di 2500 anni dopo l'inizio della filosofia, è la parola che è capace di fare un passo di lato rispetto alla totalità del linguaggio costruito artificialmente da una soggettività che appare diversa da quella soggettività che ha in vista il bene, il buono, di cui ci parla Platone nella Repubblica. Grazie. Grazie mille. Allora, come avete sentito, non basterebbe forse una vita intera per sbrogliare tutta la matassa che abbiamo messo, così, che abbiamo cominciato soltanto a vedere adesso. Per cui, ecco, non penso che le mie domande riusciranno a farlo. Quello che vorrei provare a fare sarebbe, come dire, provare a tornare mettendo insieme un paio di punti che sono stati affrontati sulla base delle diverse letture che ci sono state, quindi sulla base dei testi e delle suggestioni che abbiamo avuto grazie ai testi. La mia prima domanda cerca di essere un po', come dire, di mantenere l'orizzonte filosofico riportando anche a un contesto della nostra vita quotidiana e della politica che sentiamo così ogni giorno, no? Su cui ci interroghiamo ogni giorno. Mi ha colpito molto il passaggio sulla democrazia come forma particolarmente problematica. Per Platone la democrazia era estremamente problematica perché non, come dire, correva molteplici rischi, tra cui quello di, possiamo dire, non essere guidata dall'idea del bene e di essere trasportata dalle migliaia di opinioni diverse, che però sono soltanto opinioni e nulla hanno a che fare con la verità. Per noi oggi l'opinione è la cosa più preziosa che valutiamo ed è per questo che la democrazia in un certo senso per noi è la forma di governo privilegiata, perché il rispetto per le opinioni è, diciamo, è il valore fondante, no? Però in questo senso dobbiamo sempre interrogarci sul fatto che
come dire, l'opinione che non coincide con la verità, e se vogliamo appunto seguire Platone, la verità coincide con il bene, allora la nostra opinione non è il bene, e chi ci governa secondo le sue opinioni che non sono il bene. E in questo senso io trovo che Socrate avesse, come dicevamo prima, un'arma forte, e Platone con lui, cioè il fatto di pensare la verità come una cosa mai ottenuta una volta per sempre, ma una ricerca continua, no? Anche se la verità è lì, quello che noi possiamo fare è continuamente rimettere in discussione. Però anche questo rimettere continuamente in discussione bisogna capire a un certo punto arriviamo al bene oppure no. Questo è grave se non ci arriviamo, ecco, nel senso che la nostra discussione deve portarci da qualche parte. E in questo senso mi riallaccio all'ultima frase che abbiamo letto oggi. Quindi, diciamo, la verità, ovvero l'idea del bene, deve averla vista chi intende agire sia nella vita privata che in quella pubblica. Noi adesso parliamo tantissimo, no, della distinzione fra l'uno vale uno, il governo dei competenti, come se questa competenza fosse una competenza di tipo tecnico sull'economia, su una scienza particolare. Non era proprio questo che aveva in mente Platone, no? Quindi è una cosa più profonda che riguarda la verità stessa, che riguarda come dire, il vero faro che deve guidare l'azione politica. E in questo senso Platone diceva che era il filosofo a dover governare la città. Perciò mi chiedo, oggi, in questo marasma che abbiamo cominciato a notare, quale potrebbe essere, qual è il ruolo del filosofo, quindi, come dire, il ruolo del filosofo nella politica, ma anche, come dire, della filosofia nel politico, cioè può essere che sia il filosofo ancora oggi ad essere il vero politico, può essere che invece il filosofo abbia un altro ruolo. Questa è un po' la questione. Solo questo? Poi se vuole mettiamo qualcos'altro, adesso ci penso. Devo rispondere? Ci dica. Sì, no, Letizia sì, deve rispondere. Sì, rispondo. No, grazie per la domanda, naturalmente preziosissima e importantissima. No, purtroppo ti deluderò, non posso rispondere perché veramente, però cercherò di interloquire, ecco, perché se rispondere vuol dire dare una risposta che in qualche modo soddisfa le tue esigenze, no, lontanissimo, dovremmo parlare qualche annetto e poi magari dovrei capire, insomma, ok, però ugualmente qualcosa bisogna dire. Prima una precisazione, quanto tempo ho, Camilla? Per 5 minuti. 5? Hai detto no, faccio fatica a sentire. Anche 3. Anche 3, sì. Quello che vuole. Anche 3? Non più di 5. Esatto. No, vabbè, dai. Allora veramente per battute. Bisogna stare molto attenti quando parlo della democrazia, perché sembra che io stia dicendo, sembra che stia dicendo qualcosa contro la democrazia. Ma se avete capito quello che ho detto all'inizio, il mio pensiero è molto diverso. Allora me la caverò con un esempio. È come se io dicessi, come se si dicesse, la democrazia è come un ombrello. Allora, se tu vuoi usare la democrazia, l'ombrello, per suonare il violino, ti vengono fuori dei suoni terribili. Allora io dico, attenzione a usare l'ombrello per suonare il violino. Allora uno intende, ha detto di andare contro gli ombrelli, rompiamo l'ombrello. Che cosa accade? Si mette a piovere, viene giù una pioggia, tu non hai più neanche l'ombrello, il violino ti si rovina e tu non suoni neanche più. Ecco, quindi attenzione. E nello stesso tempo, come dicevo, la democrazia è un grande problema, nel senso che se viene usata come essa, come l'ho brevemente descritta, come criterio giusto e positivo di costruzione della società buona, giusta e pacifica, è una catastrofe, è come suonare il violino con l'ombrello. E si dirà, ma allora che se l'orizzonte è diverso da questo, attenzione,
tu sai un po' quello che io penso, non ho neanche detto se l'orizzonte giusto non è quello democratico, ho detto se eccede quello democratico, se è diverso da quello democratico, che è un'altra cosa, cioè se lo eccede, qual è questo orizzonte giusto? E beh, lì bisognerebbe poter incominciare a parlare. Il vero rischio che oggi io vedo è che questo è di questo è quasi penalmente vietato parlare. Ecco, e questo porta alla catastrofe. Sull'altra tua questione, se ho ben inteso, alcune cose ho fatto fatica proprio a sentirle per via del microfono, il ruolo del filosofo, no, su questo proprio vorrei dire banalmente dire la verità, ma se ho appena detto che il linguaggio è tutto in quanto tale compromesso, dire la verità è immediatamente contraddittorio. È chiaro? Io non so quanto potete capire di quello che sto dicendo, ma proprio per questo, perché il linguaggio è totalmente originariamente compromesso. Allora, come fai a usare il linguaggio che è totalmente compromesso per dire qualcosa che ti faccia cogliere la verità rispetto al linguaggio? Quindi, come vedi, ti ho restituito il problema invece che rispondere. E beh, del resto tu sei giovane, tu e gli altri dovete pensarci voi, ma dico solo una battuta sulla questione che mi hai posto, quello delle competenze, problema enorme adesso. E badate che almeno pari alla questione della competenza è la questione della fiducia. Competenza. E qui andrebbe troppo per le lunghe, non la taglio. Anche solo per dire che uno è competente, tu devi avere fiducia. Per dire che uno è un grande scienziato, tu devi avere fiducia in quello che lui ha fatto, nel fatto che lui ha preso una laurea in scienze, che quell'istituto che ha fatto è tutto un fatto di fiducia. La cosa preoccupante allora, che io vedo è che oggi è venuta meno la fiducia in tutte le istituzioni. Questo è il problema vero. Allora la fiducia qui è l'analogo dell'idea del bene. Prima dell'esperto che mi viene a dire, io ho bisogno che la gente abbia fiducia in quelle cose, e quando questa è totalmente compromessa, lì è un problema, lì sì veramente interviene il filosofo, ma sperare che il filosofo abbia, come dire, la soluzione, avete fatto questo, avete sbagliato, adesso fate quest'altro, ecco, credo che sia un po' illusorio. Forse quello che si può incominciare a fare è indicare il vero problema. Guarda che il vero problema è la fiducia reale, vera degli umani. Ma anche qui non ti ho risposto, ovviamente ti ho rilanciato la risposta, tocca a te, ti ho rilanciato la domanda, tocca a te, a voi rispondere. Grazie per questa. Sì. Caro professore, l'ascolteremo per giorni interi e la reinviteremo perché veramente ci ha aperto dei nuovi orizzonti. Grazie anche a Camilla per aver fatto una sintesi e averci aiutato a focalizzare ancora alcuni punti e poter ascoltare così le risposte del professore. Io ringrazio voi per la vostra attenzione e chiamo la prossima musicista che chiuderà nella musica. Forse questo linguaggio, professore, lei sarà d'accordo con noi, che riesce ad uscire, no, dalla maglia del linguaggio razionale e ci aiuta ad aprire dei nuovi orizzonti. Vi invito naturalmente ai prossimi appuntamenti, non solo di Ripensare la città, ma anche di un nuovo ciclo che si apre il 9 novembre e avrà come tema le sinergie. E questo sarà proprio strettamente filosofico-musicale. Vi aspettiamo e i due cicli si intrecceranno l'uno con l'altro e speriamo che possano essere di grosso gradimento. Grazie ancora.
Grazie ancora ad entrambe le musiciste e al nostro Alessandro che ci ha accompagnato nelle letture.